hago la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per farvi vedere i miei nuovi eroi al 40. Sia il re sia la regina sono riuscito dopo 3 anni a farli arrivare al livello 40. Ammetto di aver gemmato qualcosina. Penso di aver gemmato quasi un mese di upgrade sia del re e della regina messi insieme. Per quanto riguarda le gemme in 3 anni penso di aver speso qualche migliaio per gli eroi. Ecco, ve lo dico subito perché penso che sia la cosa che mi chiederete di più nei commenti. Allora ragazzi, con questo video non voglio farvi vedere solamente la potenza degli eroi al 40, ma voglio farlo prima dell'aggiornamento proprio apposta per farvi vedere un po' le differenze. Allora, attualmente gli eroi al 40 sono veramente devastanti. Come possiamo vedere in questo replay qua, allora ragazzi, sono riuscito a fare ben 3 stelle. Consideriamo che questo è un villaggio anti 3 stelle perché è fatto apposta in modo tale che i golem girino. Alla fine sì, hanno girato, però alla fine per mia fortuna hanno girato. Allora ragazzi, con questa tecnica di attacco io mi porto 3 pozioni saltellina. Li ho messi ai lati, uno qua e uno qua al centro in modo tale per entrare all'interno del villaggio e fotterli la fottutissima inferno singola. L'inferno singola è veramente odiosa. Comunque ragazzi, state attenti, qua i maghetti si sono praticamente raggruppati in un unico punto. Se c'era una bomba gigante io ero fritto. Ecco, in questo caso sono stato fortunato perché la bomba gigante è finita sui golem. Ecco qua ragazzi, messo la gelo purtroppo sulla multipla e dovevo metterla sulla singola perché praticamente mi ha benedetto il re praticamente subito. Per fortuna mi sono portato praticamente 6 golem in battaglia e 6 golem in battaglia sono veramente cazzuti, praticamente ti parano in culo da praticamente tutto, da tutte le difese. Ecco ragazzi, l'inferno singola è distrutta. Dopo di ciò i golem, su quelli che sono rimasti ancora in vita naturalmente, hanno veramente distrutto un bordello il villaggio. Io qua mi sono portato anche qualche sgherro in modo da assicurarmi 100%. Ecco, l'arco X se la prendendo con i golem, ecco ora è morto. La regina stronza. Come può una donna non essere stronza? A parte scherzi ragazzi, naturalmente sto scherzando. La regina delle arcieri dietro il golem. Tankate. Te sfascia anche la madre qua. Ok, vediamo che i golem si sono impallati sui muri, non si muovono più. Ma la regina degli arcieri, dato che è più furba, stavolta è stata furba, ha sparato alle difese. Ecco qua, distrutto il muratore. Distrugge la difesa aerea. Ora dovrebbe distruggere anche il cannone distrutto. Praticamente rimane questo cannone qua sopra e queste 2 difese al basso sono praticamente nulle contro i golem. No regina, non morire, abilità tankate, un colpo praticamente destroyed anche la torretta dell'arciere. Ecco ragazzi, qua stavo rischiando un po' di non fare il 100%, dato che i golem erano ormai separati, erano piccoli. Qua c'era una fila di muri, perciò non poteva entrare subito. E c'era la regina che era un pochino lentina, ma alla fine diciamo che mi sono salvato per praticamente 2-3 secondi. Ecco qua, ci cacciamo anche qualche bomba gigante, mannaia. Ok, distrutto quasi tutto, ci manca 6% ragazzi di distruzione. Come vedete i golem fanno solamente da paraculo. Ok, distrutto anche l'ultima difesa e qua ragazzi veramente bordello, un unico colpo e facciamo 100%. Guardate il bottino che sono riuscito a prendere, 400.000 di elisir, se contate i bonus fa 580.000 di elisir e 4.200 di nero e 29 coppe che non sono poche. Purtroppo ora non sto scalando, non me ne faccio niente di queste 29 coppe. Allora ragazzi, volevo farvi vedere in live la potenza di questi nuovi eroi a 40 e vediamo che nei miei accappamenti ci sono 6 golem con quello del castello, 20 maghetti, niente spaccamuro dato che abbiamo ben 6 pozioni salto. Ora andremo a fare un bel attacchetto. Che ne dite ragazzi, attacchiamo il primo che troviamo? Ok, scudo attivo, ok, ma vai via scudo. Ok, allora aspettiamo. Non penso di fare 3 stelle perché è difficile, è parecchio difficile ragazzi. Allora, come possiamo fare? Salto qua, perfetto, golem qua, golem qua, golem qua. Ok, facciamo che i golem tirino un po' l'attenzione. Oh, perfetto. Un po' di maghetti tutto intorno.
Allora, una volta ma vaffanculo, cioè, ma vaffanculo, eh. Che cazzo di credere essere? Ora metto mie eroi in culo a te, perché tu troia. Ma vaffanculo, come tu osare destroy my truppe con tue di truppe di difesa? Ora facciamo un... No, anzi, no, non ce la cacciamo ancora. Non ce la cacciamo... Oh cazzo ragazzi, oh cazzo, no, non è caduta la pozione. Vabbè, dovevo prendere anche l'arco X, ma non l'ho preso per mia sfortuna. Re Barbaro 40 attivato. Ok, c'è una bella ragazza che mi manda messaggi. Ok, Town Hall distrutto. No, la regina sta morendo. No. Dopo. Ok, abbiamo fatto il 40%. Purtroppo non sono riuscito a fare 3 stelle in questo caso perché questa difesa era un pochino più cazzutella rispetto a quella di prima. Ok, ho anche qualche sgalo di paraculo che alla fine non me ne faccio niente. Praticamente... Oh cazzo. No, gli ho lasciato il nero qua. Perché? Sti cacce. Come potete vedere ragazzi, anche se ho attaccato veramente alla cazzo, sui Town Hall 10 maxati gli eroi a 40 fanno un devasto. 2 stelle veramente easy. Usati bene gli eroi a 40 in Clan War garantiscono molto spesso il 100%. Minchica, fai un po' di distruzione. Ma vaffanculo, si sgheri al 5, al 6, me li dovrò fare al 7. Qua c'è ancora una difesa morta. Perfetto. Dai golemini. Intanto i golem non sono ancora morti. In questo caso se i golem giravano, praticamente 2 golem al centro, un golem qua, e praticamente la storia era fatta, perché qua mi sono fatto inchiappettare la regina perché non aveva nessuno di paraculo e c'era una difesa qua che lo stava tankate distruggendo. Ok ragazzi, 2 stelle, 59%, niente male, e 21 coppe. Cazzo, ho guadagnato di più con i bonus che con le risorse. Ok ragazzi, ora sono tornato sul mio villaggio, dobbiamo fare un po' di truppe, facciamo il golemino, vediamo come sta andando la Clan War. Non sta andando male, ci facciamo i golemini così dopo attacchiamo, dato che ora devo andare a scuola guida, scommetto che mi dimentico di farmi le truppe, se non ne faccio ora. Pozione ok. Ok ragazzi, questo era veramente tutto per il video oggi. Anzi comunque ragazzi, se vedete che sono pieno di risorse, sto aspettando il Town Hall a livello 11 in modo tale da metterlo subito. E dopo facciamo una cosina bella tutti insieme, una cosa a 150.000. Ok ragazzi, questo è veramente tutto per il video oggi. Allora ragazzi, se oggi vedete che non faccio uscire video sullo snack pack, perché oggi sono in gita, perché devo andare a Scardovari a fare un progetto per la scuola. In realtà non sapevo neanche che esisteva Scardovari prima che me lo dicessero. Per i futuri video sui snack pack li dovrei fare uscire oggi, aspetta, mercoledì, domani, giovedì. Li faccio uscire venerdì, sabato, finché ci sarà sti snack pack. E poi siete pronti ragazzi? Faremo qualcosa di bello a questo Town Hall a livello 10. Lo faremo diventare bianco. Vabbè, questo è tutto, mi sono dilungato veramente troppo. E vabbè, vi ho già ricordato di mettere un like, un commento, noi ci vediamo al prossimo video.